Chiamava Pellegrino Biaggi. Ah, Pellegrino. Pellegrino Biaggi. Del panino, giusto? Del panino. E lui era qua insieme a tutti gli altri. Sì, questo qua, era tutta qua, io non è che c'ero perché allora... Quanti anni aveva lei? E io... 47? Io del 33 sono. Del 33, Ma io mi sono sposato con mia moglie, la figlia, e nel 59. Quindi lei che si ricorda di tutta questa storia? Quello che mi hanno raccontato, questo qua. E si è saputo dove era seppellito, allora lui abitava a Santo. Al Santo. Ah, al Santo e quindi erano quel giorno qua per fare una manifestazione perché per la fame, non lo so. Per la fame? C'era questa manifestazione qua e si trovava appunto... Vabbè, ma avevano messo una tassa sugli alimenti principali, quindi era una situazione... Dice che ha aumentato il pane. Avevano aumentato le tasse in un periodo in cui già c'era poca disponibilità, quindi una operazione un po' grave. Appunto. E come mai hai deciso di fare la manifestazione qua in piazza della prefettura? C'è una motivazione? L'hanno messo qua per manifestazione. Che il prefetto era stato abolito. Infatti poi dice che hanno con lo Statuto d'autonomia era stato abolito il prefetto in Sicilia, quindi era una figura ormai che non doveva esistere più. Quindi fare la manifestazione qua aveva anche un significato importante. Sì, come? Certo, era come dire al governo, non si rivolgevano al governo locale, si rivolgevano al governo nazionale. Certo. La manifestazione, 50.000 persone, erano 50.000? Sì, ha voglia quanti erano qua. La più grande manifestazione del dopoguerra praticamente in Sicilia, una cosa che li ha spaventati se vogliamo, no? E quindi lei era un parente... Il genero di Pellegrino. Il genere di Pellegrino. E poi come finì il processo? Poi aveva l'avvocato Cappuccio, tutta la pratica, tutto... E che cumanava l'avvocato? No, portava sempre le cose... Ma dico, li hanno assolti, li hanno condannati, che cosa è successo dopo? No, poi non ho saputo più niente perché non voglio sbagliare e non voglio fare un... Ma fece molto scalpore questa cosa all'epoca, vero? Sui giornali, cose, in tutta Italia. Sì. Infatti poi hanno fatto qua la lapide qua, è rimasta ora, dici che la dovevano cambiare, non so, dovevano fare qualche altra cosa. Un monumento, dovevano fare un monumento. L'hanno detto io l'anno scorso. Poi i funerali ci vennero 100.000 persone, i funerali delle vittime. 100.000 persone. Dette perché io... Tutta la Sicilia? Sì. È troppo stupido per dire. Margherita. Dico, il da Marcello Margherita. Va bene, grazie. Prego.